Buongiorno amici del canale, oggi ci troviamo sulle Prealpi Vicentine, nel gruppo delle Piccole Dolomiti. Siamo esattamente a Recoaro e precisamente a Recoaro 1000. Il giro che voglio fare oggi è il sentiero dei grandi alberi. E il nostro obiettivo oggi è il rifugio Cesare Battisti. Qui siamo a 1000 metri e dovrebbe essere a 1265 metri. Non ho mai fatto questo giro. Il percorso dovrebbe essere di 9 km solo di andata e 9 km di ritorno, in totale 18 km. Il dislivello dovrebbe essere di 250 metri, però fra sali e scendi dovrebbe essere circa di 700 metri. Abbiamo parcheggiato qui a Recoaro 1000 in questo grande parcheggio che dovrebbe essere il parcheggio del bar Castiglieri. Qui adesso ci sarebbe da girare, andare avanti un pezzo sulla strada asfaltata, girare a sinistra e poi dovremo trovare un sentiero che ci porta al rifugio Battisti. Partiamo, dai! Ciao! Attenzione ragazzi, a circa 45 minuti dalla partenza troviamo questo bivio. Qui secondo me dobbiamo andare a destra e proseguendo qui c'è un altro bivio e dobbiamo andare verso l'alto a sinistra. Proseguiamo. Amici montanari, devo dire la verità, i primi 40 minuti mi sono sembrati un po' noiosi quasi, però adesso si comincia a ragionare, guardate che bello, guardate che spettacolo. Proseguiamo dai verso il rifugio Battisti. Amici del canale, ecco attenzione, quando si arriva a questo cancello davanti a Margamorando non bisogna girare a destra, lo dico perché io ho sbagliato, nella foca sono andato a destra ma in realtà bisogna girare a sinistra.
Ecco ragazzi, siamo quasi arrivati al rifugio. Non so se è aperto. Dai, noi ci speriamo perché è una fame. Dai, andiamo avanti e vediamo un po'. Amici montanari, anche oggi il nostro giro è finito e siamo riusciti a portare a casa lo zaino anche stavolta.
Il giro è abbastanza bello, soprattutto nella seconda parte, diciamo, e anche su Battisti molto bello panoramicamente. Ci ho impiegato comunque 3 ore ad arrivare su, anche se ho sbagliato un pezzettino di sentiero. Comunque non è segnato molto bene secondo me, forse anche per il fatto che c'è un po' di ghiaccio, un po' di neve nella parte alta. Comunque dai, un bel giro, spero vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto come sempre vi chiedo di mettere un mi piace, un pollice in su, e se volete vedere altri video come questi, come sempre vi chiedo di registrarvi al mio canale per essere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Ciao, buona montagna a tutti da Domenico, alla prossima!